Ha multato un automobilista reo di non aver allacciato la cintura di sicurezza, 76 euro e 5 punti di patente in tutto. L'uomo, 42 anni, un paio di precedenti di polizia alle spalle, ha messo in tasca il verbale e si è diretto verso casa, a Loria. Dopo neppure un'ora si è però presentato al comando della polizia municipale di Castello di Godego. Davanti a sé ha incontrato nuovamente il comandante Angelo Pellizzari, che poco prima gli aveva sganciato il verbale. Dopo avergli chiesto di strappare la multa, Gianni Guarda è passato alle maniere forti. Lo ha afferrato al collo spingendolo contro il portone, poi lo ha colpito con un pugno in pieno volto e infine, mentre il comandante dei vigili cercava di scappare, l'uomo afferrava una bicicletta scagliandogliela contro. Una foga che ha permesso anche di scardinare la porta dietro la quale si era momentaneamente barricato il comandante. Minuti di vera e propria paura che solo l'arrivo dei carabinieri ha interrotto. Proprio in quegli istanti anche il sindaco Francesco Luison ha varcato la porta del municipio. Ormai l'aggressore si era calmato. Per il comandante dei vigili si è reso comunque necessario il ricorso alle cure mediche. È stato medicato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco e ha riportato escoriazioni e contusioni al collo e alla mandibola. Per Guarda invece è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e violenza.